Qui in centro a Baone non si parla d'altro, da quando il lupo, o meglio la lupa, è stata avvistata dai carabinieri forestali, questo è diventato il tema del giorno e tra i cittadini le opinioni si dividono tra chi accoglie ben volentieri questa nuova presenza che va a popolare i Colli Euganei e chi invece ha paura, specie per le ripercussioni che potrebbe avere sul comparto turistico. Qui non si parla d'altro che del lupo qui a Baone. E fa paura? Fa paura, assolutamente sì. È un pericolo anche per chi viene qui nei colli a camminare o fare qualche passeggiata. Una lupa qua sui colli è stata avvistata e dopo non lo so. Voi avete paura? No, no, stiamo lontani. Ci sono i cinghiali, ma come lupi non ho paura, insomma. No. E se si vedono sì di giorno la gente ha paura, perciò penso che non venga anche i ciclisti come mountain bike, quel discorso lì, penso che venga meno gente. No, anzi. Perché dice ben venga il lupo? Ah sì, certo. Perché? Perché sono belli animali. L'unica cosa che temevo e penso che sia stato il lupo, avevo 7-8 gatti, mi sono spariti. Tutto è partito a fine novembre quando la cagnolina di Jessica, Gioia, di 6 anni, è stata sbranata e portata qui sui colli. Sì, esatto, senza trovare appunto né il corpo né la traccia, nulla, un pezzo di pelo, il collarino, niente. Non abbiamo trovato nulla di Gioia. Abbiamo deciso di acquistare delle fototrappole da mettere nel nostro territorio per vedere se riuscivamo appunto a magari immortalare il predatore, insomma, che aveva preso Gioia. Successivamente gli enti si sono mossi e hanno iniziato a fare appunto le verifiche opportune fino al risultato finale che dopo 2 mesi hanno riscontrato che insomma un predatore c'è ed è questa lupa. Anche se in realtà tuo papà ne ha visti 2 qualche tempo fa. E una settimana dopo la morte di Gioia ne ha visti 2, nel tardo pomeriggio all'imbrunire.